Celebrare le opere di Lorenzo da Ponte, formare artisti internazionali e portare a Vittorio Veneto un festival culturale e artistico di livello mondiale proprio nei luoghi che hanno dato i natali al grande librettista di Mozart. Questo l'obiettivo del Festival da Ponte nel suo pieno svolgimento e che vedrà il culmine con il centro del progetto dal 6 all'8 settembre con la messa in scena dell'opera Così fan tutte. Un evento che si è strutturato nel corso di una trentina di giorni, quindi un'occasione sia per presentare alla città di Vittorio Veneto e al territorio tutto una rappresentazione di primissima qualità e al tempo stesso anche un momento di integrazione col territorio attraverso momenti di formazione con due diverse masterclass con studenti da tutto il mondo. È nato proprio nella mia testa, ma tanti anni fa. Io ho sempre avuto la passione per l'opera italiana, ma però praticamente per il studio dei testi di Lorenzo da Ponte. I testi che hanno fatto lui, ma se pensiamo che ha scritto nell'anno 1780-90, e in questo giorno adesso hanno ancora sono ancora validi. Rilanciare dunque il teatro storico di Vittorio Veneto, acquisito nella precedente amministrazione dal Comune attraverso la figura di Lorenzo da Ponte. Sappiamo l'importanza del teatro, però voglio dire anche i cittadini di Vittorio Veneto dovranno rendersi conto che molti soldi del bilancio saranno investiti proprio nel teatro, quindi eravamo leggermente critici per l'acquisto, soprattutto per la somma con cui è stato acquistato. Abbiamo sempre avuto molte difficoltà a mettere insieme le sinergie del territorio appunto per rilanciare questa figura e per rilanciare la città di Vittorio Veneto. Penso che questa sia veramente l'occasione importante dalla quale partire. Auspichiamo insomma che diventi una situazione, una manifestazione, un evento strutturale all'interno dell'offerta culturale cittadina.